Clima di tensione e insicurezza tra commercianti, cittadini e turisti che danneggia l'immagine e l'attrattività di un territorio. Ad Agrigento risse, urla, droga, alcol e musica fino all'alba. Grave incidente, perde il controllo del mezzo che trasporta acqua, esce fuori strada e si ribalta, muore 56enne di Palma di Montechiaro. Affidata al comune di Realmonte per un anno sotto la supervisione del governo regionale, sindaco e il legale del proprietario firmano accordo. Sono in corso gli orali, strafalcioni degli alunni che stanno sostenendo il colloquio finale. Bentrovati gentili telespettatori al nostro appuntamento con l'informazione. Ad Agrigento la movida è fuori controllo. Così denuncia il presidente della Commissione Turismo, Cultura e Spettacolo al Consiglio Comunale Carmelo Cantone. Schiamazzi, file di auto, urla, uso elevato di alcol e stupefacenti, musica ad alto volume fino all'alba. I dettagli con il nostro direttore Arturo Cantella. Movida fuori controllo al viale delle Dune a San Leone, urla, schiamazzi, file di auto. Molte marciano anche in controsenso, musica a palla per le traverse limitrofe, ragazzi al massimo ventenni, giovani esagitati che urlano contro un buttafuori che ha appena svolto il suo lavoro, gridano ai 420 che gliela faranno pagare. Questa è la foto appena scattata dal consigliere comunale Carmelo Cantone, presidente della quinta commissione turismo, che afferma come una movida già da tempo fuori controllo, in estate a San Leone, in inverno nel centro storico si vive, continua Cantone, tra risse, uso elevato di alcol e stupefacenti, musica ad alto volume fino all'alba. Tutto ciò finisce per diffondere un clima di tensione e di insicurezza tra commercianti e cittadini e turisti che danneggia l'immagine e l'attrattività di un territorio come quello di San Leone. Siamo certi, continua Cantone, che il sindaco e le forze dell'ordine si occuperanno con urgenza, in maniera ferma e decisa del fenomeno, non della movida ma delle sue forme di scellerata degenerazione. Un uomo di 56 anni di Palma di Montechiaro, Giuseppe Lauricella, è morto questa mattina all'ospedale Sant'Elia di Caltanissetta in seguito a un grave incidente ieri pomeriggio sulla statale 115 all'uscita del villaggio Mosè verso Naro in provincia di Agrigento. Lauricella, conducente di un camion adibito al trasporto di acqua, mentre stava percorrendo l'arteria ha perso il controllo del mezzo pesante ed è uscito fuori strada per poi ribaltarsi. L'autista è rimasto intrappolato nella cabina di guida. Trasportato nel soccorso al pronto soccorso del Sant'Elia gli sono stati riscontrati gravissimi traumi alla testa e al torace. Nonostante i tentativi dei medici di salvarlo, il 56enne non ce l'ha fatta. A Realmonte la tutela e la gestione della Scala dei Turchi sono state affidate per un anno al comune in attesa del trasferimento definitivo della titolarità del luogo alla stessa amministrazione comunale. Il provvedimento intende garantire il sereno e sicuro svolgimento della stagione estiva e il flusso turistico. Si tratta della sintesi risolutiva adottata tra le diverse parti in causa sotto l'ombrello del governo Musumeci. Infatti, in presenza dell'assessore regionale al territorio e all'ambiente Toto Cordaro, nei locali della presidenza della regione è stata firmata una convenzione tra il sindaco di Realmonte Sabrina Lattuca e il legale rappresentante l'avvocato Giuseppe Scozzeri del proprietario di un'ampia parte della Scala dei Turchi Ferdinando Sciabarrà. All'amministrazione Lattuca è stato assegnato il compito per 12 mesi di custodire il sito e adottare ogni intervento idoneo alla tutela, alla gestione e all'uso temporaneo al fine di evitare pericoli nei confronti di bagnanti e soggetti terzi che usufruiscono del bene patrimonio dell'umanità. La soluzione è temporanea in attesa che l'Agenzia delle Entrate esprima il parere chiesto sul trattamento fiscale da applicare prima di procedere alla transazione definitiva della spiaggia di Marna Bianca al Comune. Maturità 2022, sono in corso gli orali, gli strafalcioni da brividi degli studenti. D'Annunzio era un estetista, Mussolini comunista, Mattarella la siepe dell'infinito, un cespuglio. C'è il servizio. La maturità 2022 volge al termine. In questi giorni gli studenti stanno sostenendo le prove orali, dopodiché non gli resterà che attendere il punteggio finale.
Ma non c'è esame di Stato che può essere archiviato senza la tradizionale rassegna di strafalcioni, errori ed orrori che ogni anno il portale scuola.net colleziona grazie ai racconti delle ragazze e dei ragazzi che sono stati protagonisti dei colloqui o che hanno semplicemente assistito alle interrogazioni. Da quest'anno infatti è tornato il pubblico agli orali dopo 2 anni di contingentamento causa pandemie, quindi sono aumentati i delatori. E come sempre a commentare clamorosi scivoloni non sono stati solo i maturandi. A monopolizzare la scena quest'anno sono sicuramente gli abbagli letterari, che non hanno risparmiato neanche i pilastri della letteratura italiana. Verga e Pascoli sono stati gli autori protagonisti dell'analisi del testo nella prima prova scritta. Allora uno studente ha pensato bene di fonderli insieme durante l'orale, attribuendo la novella La lupa di Verga proprio al suo collega di maturità Pascoli. Una combo simile è stato poi il capolavoro di un altro maturando che ha associato la poesia La capra a Italo Svevo anziché al suo legittimo proprietario Umberto Saba. C'è anche chi ha affermato che il mastro Don Gesualdo di Verga fosse un nobile, peccato che facesse parte del ciclo dei cosiddetti vinti. Per un candidato invece la Zara, citata da Dante nella Divina Commedia, sarebbe stata il gioco preferito delle anime del purgatorio. Un altro parlando di Pirandello invece dell'epifania dei suoi personaggi, ovvero la presa di coscienza della loro condizione che interviene spesso nelle sue opere, ha chiamato in ballo la Pasqua. Se fosse stata una questione cronologica poco male, ballano giusto pochi mesi tra una festa e l'altra, peccato però che il significato è tutt'altro. Immancabile come ogni elenco di strafalcioni che si rispetti Gabriele D'Annunzio, sarebbe stato banale definire il poeta Bate un estetista. Uno strafalcione di cui si sono effettivamente macchiati parecchi maturandi, ma una candidata ha voluto strafare, pur partendo sul percorso giusto, chiamandolo correttamente esteta, poi preso una deriva rovinosa, sottolineando come questa sua peculiarità fosse legata al suo pallino per l'aspetto fisico dei suoi personaggi, che lo portava a descriverli nelle sue opere come dei veri patiti dei trattamenti di bellezza, anche se il vero apice probabilmente lo ha raggiunto un altro diplomando, il quale avrebbe stravolto un caposaldo della nostra storia letteraria, il monumentale L'infinito di Giacomo Leopardi, La siepe, che da tanta parte dell'ultimo orizzonte il guardo esclude, in realtà era un semplice cespuglio. Qui si riscrive la storia, gli scivoloni di carattere storico, altro must di ogni orale di maturità, e non sono stati da meno di quelli letterari. Stavolta molte amnesie si sono concentrate sul ventennio fascista, mentre facendo un passo indietro, un maturando ha erroneamente individuato in Emanuele I, denominazione già di per sé troppo generica, e non nell'arciduca Francesco Ferdinando d'Austria, la vittima dell'attentato di Sarajevo del 28 giugno del 1914, ovvero la scintilla che portò poi allo scoppio della Prima Guerra Mondiale. Ancora più imperdonabile, probabilmente la confusione che in alcuni colloqui orali ha avvolto le varie fasi dell'Olocausto, che a volte si è trasformata in buio totale. Qualcuno è arrivato a sostenere che gli ebrei furono oppositori del nazismo, qualcun altro ha detto che Liliana Segre, tra i simboli viventi di quel periodo, fu vittima della segregazione razziale nei campi di concentramento perché di colore. E alla domanda "cos'è l'Olocausto?" una commissione si è sentita rispondere così. E quando i russi, per fortuna un professore ha interrotto lo studente prima che potesse infilarsi in un labirinto senza uscita. Ma come anticipato anche le commissioni hanno contribuito ad arricchire l'elenco degli strafalciani. Proprio da un quesito di educazione civica è partito un botta e risposta tra un docente e una studentessa che più di altri episodi ha fatto vacillare la credibilità della categoria. Anche i docenti hanno così fatto la loro parte. Insomma, non c'è maturità senza la tradizionale rassegna degli strafalciani grazie a scuola.net, da cui attingiamo. Poiché di fronte a una scarsa preparazione o ad improvvisi vuoti di memoria, la fantasia degli studenti travalica ogni confine. A Palermo i vigili del fuoco presentano il vademecum sugli incendi boschivi e la regione rinnova il corpo forestale. Ci sono i servizi. Guardi, le difficoltà pratiche sono quando gli incendi si sviluppano in presenza di forti venti di scirocco.
e comunque quando ci sono giornate molto calde e con venti molto forti. Perché il cambio della direzione del vento improvvisa, l'orografia del terreno, la situazione orografica ci mette in grandi difficoltà e il messaggio che noi vogliamo dare è che non ci si può solamente affidare all'intervento dei mezzi aerei, delle forze di campo. È necessaria una presa di coscienza da parte di tutti i singoli cittadini, perché le due cose non sono in antitesi, vanno in parallelo e questo può permettere poi noi, quando ci troviamo sul campo, una migliore azione di spegnimento. Sì, fornisce uno strumento pratico, ecco, rispetto ad una esigenza che abbiamo sempre evidenziato, sempre segnalato anche nelle settimane scorse. È un modo per rendersi praticamente attivo anche in assenza dell'incendio, anzi prima che si creino queste cose. Fare queste attività durante un incendio è molto più complicato, l'abbiamo visto l'estate scorsa quando il fuoco avanzava. Pulire gli spazi in prossimità dei fabbricati è più complesso perché devi tenere conto del vento, a quel punto è più viceversa importante allontanarsi per mettere in sicurezza se stessi e anche i beni. Molto spesso sono gli animali che restano nelle stalle e che sono a serio rischio di essere interessati dall'incendio. Anche degli investimenti, ma questo fa parte in generale della non adeguata o comunque della non completa attenzione che viene riservata a queste norme di carattere generale, ma vengono puntualmente richiamate da parte delle varie organi che sono responsabili. Che restano soltanto sulla carta. Quelle non sono naturalmente le cause, quelle purtroppo sono la possibilità che si possano propagare, le cause come abbiamo detto possono essere colpose, dolose, a volte sono legate anche alle pratiche che vengono svolte, poi si pensa di poter... Ma più che altro sono inerzie dei comuni perché ci sono le leggi per fare pulire i terreni microolio. La migliore evoluzione, il miglior risultato conseguente dalla risposta attiva che viene. Mi fermo qui, quindi un ausilio alle amministrazioni comunali, un ausilio alle famiglie, un ausilio alle aziende per meglio la rete degli idranti nei centri abitati è usare soltanto dei comportamenti più adeguati individualmente o come famiglia, ma anche poi alla conformazione stessa anche delle proprie abitazioni farsi un proprio piano. Tutti gli organi di protezione civile coinvolgono i cittadini innanzitutto per proprio quello di farsi i propri piani, anche da questo che diceva da ultimo il comandante, con questa modalità di autovalutazione che serve immediatamente per poterlo diffondere, far conoscere queste quali possono essere una convinzione attiva a ridosso dei centri abitati, a ridosso degli edifici. Una radicale riforma del corpo forestale della regione siciliana per mettere un argine alla devastazione degli incendi e tutelare al meglio il territorio. E ciò che si prefigge il disegno di legge presentato all'ARS dal deputato Giampiero Trizzino, che ha lavorato al testo con la collaborazione degli altri colleghi del gruppo, specialmente quelli della Commissione Ambiente, Stefania Campo e Stefano Zito. Sono 7.000 gli incendi, 80.000 preziosi ettari di Sicilia bruciati tra maggio ed agosto dello scorso anno, per un bilancio quest'anno che appena all'inizio è ancora tutto da stilare. Ma il corpo forestale della regione siciliana, oggi carente del 75% del personale previsto dalla pianta organica vigente, non serve solo a questo. Il decreto presidenziale del 20 aprile 2007, illustra Trizzino, ci ricorda fondamentali compiti come il contrasto allo smaltimento illecito di rifiuti e all'immissione di inquinanti nell'ambiente naturale, al taglio abusivo degli alberi e al bracconaggio, competenze successivamente estese da ulteriori norme regionali e nazionali alla sicurezza ed ai controlli nel settore agroalimentare, al contrasto alla speculazione edilizia ancora estese dal presente DDL alla lotta contro ogni forma di sfruttamento speculativo del territorio, delle acque interne del mare. Tutte queste funzioni, in una parola dice Trizzino, rappresentano la tutela del patrimonio faunistico e naturalistico e in una regione come la nostra,
con la più alta percentuale di territorio sottoposto a tutela ambientale, oltre il 23%, acquisiscono un valore ancora più importante. Ecco perché è necessario che il Parlamento regionale si assuma la responsabilità di interrogarsi sul ruolo che si vuole attribuire al proprio corpo forestale, anche in ossequio al dettato della legge 7 agosto 2015 che rilancia ruolo e compiti dei corpi forestali delle regioni e province autonome, riconoscendone le funzioni di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria ed auspicando l'istituzione di un coordinamento fra gli stessi. Ladro solitario mette a segno 3 furti sui mezzi parcheggiati nella zona del centro di Agrigento, prima sull'autovettura di un turista, poi sulla macchina di un impiegato dell'AICA e infine sul furgone di un corriere, tutti in via Atenea nelle vicinanze del salotto cittadino. Razzie sulle quali stanno indagando i carabinieri della stazione di Agrigento, che avrebbero già acquisito alcuni filmati di impianti di videosorveglianza pubblici e privati. In vicolo San Pietro gli impianti di videosorveglianza hanno immortalato il delinquente mentre svuota un portafogli dell'impiegato dell'AICA, rubando 350 euro e lasciando cadere per terra l'accessorio. Master di scrittura della strada degli scrittori, docenti di fama, scrittori, editorialisti animano lezioni e laboratori fino a giovedì prossimo 14 luglio all'interno del Polo Culturale San Lorenzo nel centro di via Atenea nel cuore della vecchia Girgenti di Pirandello e Camilleri. Il tema indicato quest'anno dal direttore generale di Treccani Massimo Brai è la sostenibilità nelle sue varie accezioni, partendo dal necessario patto tra generazioni per salvare società e ambiente, per superare calamità, ingiustizie e conflitti del presente. Il nostro direttore Arturo Cantella. Continuano le giornate del 6° Master di scrittura al Polo Culturale San Lorenzo sul tema della sostenibilità, organizzato dalla Strada degli Scrittori, dalla Treccani Cultura e dalla Treccani Academy. Nella seconda giornata diversi e qualificati relatori che sono intervenuti sul tema, tra cui Letizia Casuccio che ha parlato di cooperazione, Enrica Arena del riciclo, sulla consapevolezza è intervenuto Alberto Tasca d'Almerita, la testimonianza di Andrea Bartoli e Florinda Sarieva sulla rigenerazione urbana, quindi Davide Sembari sul tema delle smart city. Il corso sarà operativo fino al prossimo 14 luglio. Il tema della consapevolezza e della cooperazione con Letizia Casuccio, Coop Culture, e con tanti altri protagonisti, a cominciare dal notaio Bartoli e dall'avvocato Florinda Saieva di Cultural Farm, ci consentono di entrare di sviscerare i temi della sostenibilità per tentare di creare un mondo a misura d'uomo, come si cerca di fare in una Favara che attraverso la Cultural Farm cerca di liberarsi da vecchi marchi, proponendosi al mondo come un luogo dove visitare una galleria d'arte moderna a cielo aperto. Giorno 11 un importante appuntamento alla presentazione del suo libro dedicato a Francesco. Sì, è il libro con il quale ho tentato di colmare una lacuna, l'attenzione su Francesca Morvillo, che non era soltanto la moglie di Giovanni Falcone, cosa importantissima, ma era magistrato, figlia di magistrato, sorella di magistrato, è impegnatissima con il pool antimafia e infine anche partecipe del processo d'appello contro Vito Ciancimino, ma poi soprattutto questa storia d'amore in tempo di guerra che sarà raccontata da Don Luigi Ciotti e da Marco Tarquinio, il direttore di Avvenire, con il coordinamento di Alessandra Siracusa e la partecipazione del vescovo di Agrigento, Monsignor Alessandro Damiano. E quindi con loro cercheremo di ricordare questi grandi uomini, questa grande donna, a pochi giorni dall'anniversario di un'altra terribile sciagura, la tragedia, la strage di Via D'Amelio il 19 luglio. Allora, sicuramente noi operiamo nell'ambito delle pubbliche amministrazioni, ma anche dei locali, ma anche dei privati, e per noi uno degli elementi fondamentali su cui si concentra in particolare il
tema su cui si concentra il mio lavoro è proprio quello di creare una città, un territorio smart, e ai vertici ovviamente dei requisiti per creare un territorio intelligente, quindi che sposi la tecnologia, però c'è la sostenibilità, che è una cosa molto invece, se vogliamo, umana, molto meno tecnologica di quanto si pensi. Questo connubio, diciamo, consiste principalmente nel mio lavoro. Ci sono degli esempi in questo senso da portare come esempio, appunto? Ci sono degli esempi di città in questo posto, anche in Sicilia? Assolutamente sì, in Sicilia stiamo lavorando già da 2 o 3 anni, in particolare lavoriamo per il Comune di Messina, stiamo costruendo un progetto, ormai in realtà sono tanti progetti che si stanno sommando, che hanno proprio lo scopo quello di rendere la città più vivibile, più sostenibile, sia dal punto di vista idrico, sia dal punto di vista del monitoraggio delle frane, il monitoraggio dell'abusivismo, il monitoraggio e anche la garanzia di quella che è la sicurezza, che è un altro tema della sostenibilità, perché una città sostenibile è una città in cui comunque la cittadinanza, la popolazione riesce a sentirsi a suo agio e riesce quindi a coltivare la città. Ecco, lei ha avuto modo di vedere a Agrigento, se è possibile, un progetto del genere? Ancora no, ma sicuramente presto c'è la possibilità di farlo. Oggi, come ben sappiamo tutti, diciamo, per fortuna, anche diciamo, in base alle vicissitudini che abbiamo avuto in questi 2 anni, ci sono come mai investimenti e volontà di investire. Abbiamo scoperto il valore sempre più forte della sostenibilità, perché ulteriori eventi ci stanno facendo capire che l'adattamento climatico è un aspetto da tenere in considerazione in maniera prioritaria, quindi sono sicuro che si potranno fare dei progetti. Il PNRR in questo senso ci può aiutare in qualche modo, secondo lei? Il PNRR è uno, spesso non si conosce quanto è enorme l'ammontare di finanziamenti, ma già da prima che ci fosse la pandemia e che quindi ci fossero queste nuove tipologie di finanziamenti. Ecco, dai finanziamenti regionali a quelli nazionali, centrali, a quelli europei, grazie a questi si possono costruire partenariati tra città e privati e costruire nuovi modi anche di pensare, che è un altro aspetto fondamentale legato alla sostenibilità, il cambio culturale. Ma nella classe politica c'è questa coscienza verso la sostenibilità ambientale? Allora, secondo me la coscienza c'è, è fortissima, però c'è anche nei cittadini, c'è un passaggio fondamentale che manca, l'attuazione. Spesso è quello che facciamo anche noi, cioè portare un'idea in realtà. Quello non è per niente facile, è facile cominciare bene, finire bene è già un po' più difficile. Ecco perché questo percorso va attenzionato in maniera particolare. Le sconfitte ci sono, certo. Ok? Questo bisogna tenerlo in considerazione, ma non sono tutte così, non bisogna mai arrendersi. È un appuntamento bellissimo, intanto perché è un livello culturale dei ragazzi importante, quindi avere una platea che interagisce è sempre stimolante. Devo dire che alla mia età i ragazzi sono quelli che stimolano di più, perché sono quelli che mettono in discussione tutti i luoghi comuni che noi abbiamo, e quindi è affascinante lavorare con loro. Il tema è un tema presente e anche fondamentale per il nostro futuro, e quindi credo che sia stata una partecipazione con molta passione. E ha portato la sua esperienza, l'esperienza della sua azienda di vini, insomma, famosa ormai non solo in Sicilia ma in tutto il mondo. Sì, ho raccontato quello che noi abbiamo fatto e quello che nell'arco di questi anni sono state probabilmente le chiavi di successo. Poi i trucchi non esistono più di tanto, bisogna lavorare, dare passione, stare con i piedi per terra e andare dritto. Cosa dire ai ragazzi che stanno seguendo il corso? Che consiglio dare? Non mollate mai, credete, abbiate fiducia e sognate. Io credo tantissimo nei sogni, i sogni possono essere realizzati, devono essere concretizzati, serve sapienza, consapevolezza, ma tutte le sfide si possono raggiungere. Sì, portiamo questa testimonianza all'interno di questa iniziativa così importante della storia degli scrittori della Fondazione Treccani. Siamo onorati di poter partecipare e fare una chiacchiera con i ragazzi. Ecco, quale esempio da portare ai ragazzi, quale messaggio lanciare anche in virtù di quello che lei ha fatto a Favara? Il messaggio più importante credo che sia quello che le cose possono cambiare. Quando qualcuno vi dice che
che la Sicilia è quella del Gattopardo e che le cose sono così e resteranno così per sempre, pensate alla Farm. Non è vero, le cose possono cambiare in meglio, dipende da noi, dal nostro impegno, dalla nostra determinazione, dalla nostra capacità di lottare contro le filiere del male. So che ci sono dei progetti di crescita da parte della Farm, ce li può anticipare brevemente? Farm ha deciso di intraprendere un percorso di espansione e ha aperto un presidio molto importante sul Mazzarino con 2 dispositivi, uno che è The Embassy of Farm, che è l'ambasciata di Farm, e l'altro che è Plurals, è proprio uno spazio per teenager proprio rivolto agli adolescenti per costruire uno spazio che possa creare una nuova dimensione di consapevolezza e di responsabilità delle nuove generazioni. A 30 anni dall'anniversario delle stragi, nell'ambito della giornata della legalità indetta dall'Associazione Nazionale Magistrati di Palermo in collaborazione con il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Agrigento, un incontro di studi tematico sulle radici e sulle evoluzioni del fenomeno mafioso in diversi territori della Sicilia attraverso il contributo offerto dal pensiero di grandi scrittori e da diverse esperienze professionali umane dei relatori. Al termine, nel Teatro della Valle dei Templi, all'interno del Parco Archeologico, sotto il Tempio di Giunone, lo spettacolo teatrale dal titolo Le Ombre, con la regia di Gaetano Aroni, che è incentrato su 2 personaggi, una studentessa siciliana che da grande sogna di fare il magistrato e un giudice. Arturo Cantella. A 30 anni dalle stragi di mafia, la giunta esecutiva dell'Associazione Nazionale Magistrati di Palermo, in collaborazione con il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Agrigento e l'Ente Parco, la Fondazione Pirandello, ha organizzato ieri una giornata della legalità al quale hanno partecipato magistrati, avvocati, altre istituzioni e cittadini. L'evento si è svolto presso il Parco Archeologico della Valle dei Templi con un convegno organizzato anche con il contributo della Scuola Superiore della Magistratura, formazione decentrata, e quindi la sera uno spettacolo teatrale presso il Tempio di Giunone con protagonista la compagnia teatrale di Gaetano Aronica. Al convegno erano presenti Giuseppe Maria Miceli magistrato, l'avvocato Vincenzo Gaziano presidente dell'Ordine degli Avvocati di Agrigento, Giovanni Castronovo del Foro di Palermo, Lia Sava, procuratore generale della Corte d'Appello di Palermo, quindi lo scrittore Gaetano Savatteri. È stata indetta oggi, 8 luglio, la giornata della legalità in Agrigento dall'Associazione Nazionale Magistrati Distrettuale, che raccoglie tutti i magistrati del distretto di Corte d'Appello di Palermo, e dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Agrigento. La giornata della legalità celebrata ad Agrigento dall'Avvocatura e dalla Magistratura a 30 anni dalle stragi di Capaci e di Via D'Amelio segnano un momento molto importante nel quale all'unisono magistrati e avvocati intendono rappresentare insieme, come faccia della stessa medaglia dell'amministrazione della giustizia, come a 30 anni dalle stragi in un territorio così bello di bellezze naturali, paesaggistiche, architettoniche, archeologiche, che è stato ferito ed insanguinato dalla mafia, oggi abbia valore commemorare e ricordare soltanto se la legalità non è più concetto astratto, ma si fa in concreto nell'attività di ciascuno di noi, nell'amministrazione della giustizia, ciascuno per la propria funzione, gli avvocati e i magistrati, quotidianamente. E dunque il significato più vero e autentico è quello di voler rappresentare insieme avvocatura e magistratura l'importanza ogni giorno nelle aule di udienza e anche ovviamente nei confronti della cittadinanza agrigentina, perché oggi la giornata si compone di 2 momenti. Ci sarà un secondo momento al Teatro della Valle dei Templi con la rappresentazione teatrale di Tano Aronica di Ombre, quindi dunque una avvocatura e una magistratura che si aprono alla cittadinanza e che vogliono commemorare insieme ai cittadini a 30 anni appunto dalle stragi. Ecco, lei diceva nella sua relazione tutto parte dal delitto del Bar 2000 di Palma di Montechiaro. Eh sì, ho fatto un breve excursus dei grandi maxi processi che hanno avuto come teatro il Tribunale di Agrigento e come protagonisti gli avvocati illustri agrigentini, Mirabile, Bonfiglio, Grillo, Marino, Russello, Re,
tra gli altri e tantissimi magistrati. Primo di questi processi fu il cosiddetto Santa Barbara nel lontano 1986 che ricostruì l'organigramma della mafia agrigentina e successivamente la strage del Bar 2000 di Palma di Montechiaro, cittadina meravigliosa, la città di Tomasi di Lampedusa, del Gattopardo, insanguinata da tanti fatti di mafia. La volontà di oggi è quella di avvocati e magistrati è di ricordare, soprattutto attraverso la nostra funzione, di applicare concretamente ogni giorno il principio di legalità. Quindi l'intervento di Giovanni Castronovo, che ha spiegato anche le ragioni del perché un uomo diventa di Cosa Nostra a detta dei pentiti. Di questo mondo, guardandolo ovviamente dal lato del giurista, ma anche attraverso valutazioni di natura psicologica, di natura sociologica, perché vivendo a contatto con dei soggetti che quando si inizia a difenderli sono semplicemente indiziati di un delitto e poi solamente con sentenza definitiva scopriremo se effettivamente sono dei mafiosi o restano indiziati e poi estranei fatti, l'approccio di queste persone alla vicenda giudiziaria, al processo e a tutte le situazioni che man mano si vanno dipanando nel corso della tortuosa strada giudiziaria mi hanno incuriosito, a partire da un dato che pongo alla valutazione di questo illustre consesso dinanzi al quale ho l'onore di parlare. Cioè, molto spesso mi sono chiesto, ma quella persona perché diventa mafioso? Perché guardando dall'esterno talvolta si tratta di professionisti, di imprenditori, di impiegati, gente che anche economicamente a livello sociale hanno una posizione, un ruolo, e mi sono chiesto più volte, ma perché fanno i mafiosi? Mi sono dato una spiegazione, non so se sarà condivisa con voi. Questa spiegazione ovviamente viene anche poi avallata da collaboratori di giustizia che hanno dato la loro spiegazione, perché anche illustri magistrati ovviamente hanno posto queste domande. Io sono convinto che si diventa mafiosi in Sicilia per non essere nudo miscato con niente. E questo la frase che induce la gente a entrare nell'ambito di Cosa Nostra, per essere qualcuno nell'ambito di una porzione territoriale. Questo ovviamente, come dicevo, è un fatto che viene suffragato da racconti di fior di criminali che poi hanno deciso di saltare il fosso e di diventare collaboratori di giustizia, che ci danno testimonianza di questo. In primo luogo Marino Mannoia, killer pluromicida e trafficante di mafia, nel 1989 dinanzi al dottore Scarpinato gli dice chiaramente: sa perché sono diventato uomo mafioso? Perché prima era nudo un miscato con niente e poi invece dovunque arrivavo le teste si abbassavano e questo per me non aveva prezzo, valeva molto di più tutti i soldi che avevo guadagnato e che avevo speso. Analoga cosa la riferisce il collaboratore di giustizia Giovanni Ferrante al mafioso. E in ultimo, interessante il contributo sul punto di Cancevi, il quale, essendo collaboratore che ha fatto parte addirittura della commissione di Cosa Nostra, gli si chiede: mi scusi, ma Bernardo Provenzano, in un'età avanzata, che ha accumulato un patrimonio illecito di centinaia di miliardi, invece di scappare all'estero, all'altro capo del mondo, una nuova identità e godersi la vita da nababbo, resta a Palermo correndo il rischio di essere catturato da un momento all'altro e di essere ucciso dai suoi antagonisti di Cosa Nostra? Risponde Cancevi: e chi sarebbe Bernardo Provenzano con i suoi miliardi all'altro capo del mondo? Nudo miscato con niente, avrebbe lavorato una vita per niente. Corso di formazione per i coordinatori della sicurezza nei cantieri temporanei e mobili in fase di progettazione ed esecuzione. Ad organizzarlo il Consiglio dell'Ordine degli Ingegneri della provincia di Agrigento. Arturo Cantella. Si è svolto presso l'Ordine degli Ingegneri di Agrigento un incontro sul tema obbligatorietà della metodologia BIM negli appalti pubblici ed esattamente come introdurlo nelle pubbliche amministrazioni e le nuove competenze degli appaltatori. Diversi e qualificati gli interventi avvenuti anche in videoconferenza e di presenza. L'iniziativa è stata condotta dal presidente dell'Ordine degli Architetti, ingegnere Achille Furioso.
Sì, è un importante evento con cui l'Ordine di Agrigento e il Consiglio ha voluto intanto formare i colleghi per gli obblighi appunto formativi su un tema molto importante, molto attuale, ma la novità è che ha voluto anche informare gli enti locali perché hanno dato il patrocinio non solo alla consulta degli ingegneri, hanno dato il patrocinio anche i comuni, quindi i costruttori, quindi erano presenti tra i relatori i sindaci con Ali, l'ANCE con Carmelo Salamone, c'era la presenza prevista del direttore Lizio del Dipartimento Regionale Tecnico e l'evento è stato co-organizzato con One Team, che è una società che proprio gestisce questo tipo di metodologia. È una metodologia che rivoluziona il modo di gestire le opere pubbliche e gli appalti, obbliga tutti i soggetti protagonisti di questo tipo di attività a dotarsi di sistemi nuovi, una rivoluzione proprio nella gestione degli appalti pubblici. Dal 2023 chi non avrà questo tipo di metodologia e non saprà soprattutto utilizzarla correttamente, quindi formando anche i propri dipendenti sia nei comuni che nelle province che nella regione, se non si è dotati di adeguata strumentazione e di personale in modo in grado di saperlo utilizzare, per importi oltre i 5 milioni di euro non si potrà più fare nulla. Questo ovviamente comporterebbe il rischio di perdere opportunità di finanziamento di fondi, ovviamente significherebbe bloccare l'attività e si creerebbe un danno ovviamente irreparabile per il nostro territorio, che già è abbastanza, diciamo, disagiato per tanti motivi. Quindi ecco che l'Ordine di Agrigento ha voluto sensibilizzare il territorio su un tema assolutamente importante, attuale e non più rinviabile. Ecco, quali osservazioni sono arrivate dalla platea? Le osservazioni sono arrivate è che effettivamente i comuni non tutti, diciamo, avevano preso consapevolezza di questa urgenza e che spesso si confondeva la metodologia BIM con un software, si pensava che fosse come l'AutoCAD o come altri software di questo genere, ma è proprio cambia completamente il modo di progettare, di fare la direzione dei lavori e di gestire, impatta in maniera assolutamente, diciamo, unica e rivoluzionaria sia nel mondo delle imprese, sia nel mondo dei progettisti, sia nel mondo appunto, diciamo, di gestire tutte le opere, che non solo riguarderà ovviamente le opere pubbliche come attualmente dice la norma, ma evidentemente consigliamo a tutti i professionisti, anche quelli che si occupano prevalentemente di opere private, di cominciare ad adeguarsi a questo tipo di gestione delle opere, perché è proprio un sistema che rende dati disponibili indefinitamente e nella loro completezza. Innanzitutto la società One Team proprio vuole accompagnare questa società in ambito pubblico a implementare il BIM proprio per gli obblighi che ormai sono diventati cogenti. Ringraziamo il Presidente dell'Ordine degli Ingegneri insieme ai vicepresidenti che ci hanno aiutato nell'organizzazione, perché rappresentano il Comitato BIM, aiutiamo anche l'Ingegner Danna come moderatore dell'evento, che ci ha aiutato a spingere ancora di più a informare la pubblica amministrazione dell'esigenza nell'implementazione del digitale. Non possiamo più ritardare, abbiamo una scadenza alla quale siamo disposti e obbligati ormai ad adempiere. Cercheremo noi come società insieme all'Ordine di dare la maggior formazione a tutti coloro che saranno disponibili ad ascoltarci. Adesso c'è la pubblicità, a tra poco. Dal 20 al 23 ottobre tra Segesta e Palermo una manifestazione che avrà l'obiettivo di valorizzare sport e turismo, organizzata da Regione Siciliana, Gazzetta dello Sport ed RCS Sport and Events. Vediamo. Beh, sì, siamo molto contenti che Gazzetta dello Sport abbia scelto la Sicilia, Segesta, quindi il nostro meraviglioso parco per i Gazzetta Awards, che escono fuori da Milano per la prima volta e arrivano in Sicilia.
seguiranno ovviamente poi altri 3 giorni sempre all'insegna dello sport, con un village che verrà protagonisti giovani, meno giovani, le scuole dove si potrà praticare lo sport, più tutta una parte legata a panel, conferenze, si parlerà di sport e si realizzerà il primo osservatorio turistico sportivo in Italia in collaborazione con Enit e le università, quindi questo credo che sia motivo di orgoglio per noi e che va a innescarsi in un progetto molto più ampio che la Sicilia ha messo in campo e che il governo Musumeci sta continuando a portare avanti sul turismo sportivo. Credo che sia una soluzione importante e oggi i numeri ci dicono che puntare sullo sport ci danno ragione perché i numeri vedono sempre di più persone che arrivano in Sicilia e fanno sport. In Sicilia si può fare sport 365 giorni l'anno e di questo ovviamente noi dobbiamo approfittare e stiamo sfruttando questa onda lunga. Credo che sia un evento unico e possa diventare un format esportabile anche nel resto d'Italia e la Sicilia una volta di più è leader in questo tipo di analisi, soprattutto in un periodo di nuovo dove si cerca di destagionalizzare, quindi di portare più avanti la stagione e abbiamo scelto volutamente la fine di ottobre perché in Sicilia è ancora un mese incredibilmente bello. Vi attendono questi Gazzetta Sports Awards che sono un po' diciamo gli Oscar sportivi dell'anno, i riconoscimenti sportivi per gli atleti che si sono più distinti nel nostro paese o anche a livello internazionale. Credo che questa sia una gran bella manifestazione, giunta all'8ª edizione, è la prima volta che esce da Milano ed esce e viene in Sicilia. È un invito, una sensibilizzazione che guarda al fatto in se stesso, ma che soprattutto guarda al valore e al messaggio dello sport in termini di salute e di aggregazione sociale. 5 denunce per accesso informatico abusivo sui profili Instagram. Sono tutte donne giovani e meno giovani che si sono ritrovati l'account bloccato con tanto di furto di fotografie e storie. Le donne, 2 ventenni e una 50enne, hanno formalizzato denuncia alla questura di Agrigento. Sarà compito della polizia postale risalire agli autori del furto di identità. Questi accessi informatici abusivi spesso si traducono nel furto di fotografie che vengono utilizzate su siti pornografici oppure per promozioni o finanziamenti su guadagni facili. In appello a Caltanissetta, ridotta la condanna per l'ex leader di Confindustria Antonello Montante, 8 anni. Regge l'accusa di associazione a delinquere per l'ex paladino antimafia, condannato in primo grado a 14 anni, per aver creato un cerchio magico di complicità. C'è il servizio. È stato il motore immobile di un meccanismo perverso di conquista e gestione occulta del potere. Aveva scritto così la sentenza di primo grado. La Corte d'Appello di Caltanissetta conferma la condanna dopo oltre 8 ore di Camera di Consiglio, ma con uno sconto considerevole di pena. Antonello Calogero Montante, ex leader nazionale di Confindustria, è stato condannato a 8 anni, 6 in meno del primo grado. La Procura Generale aveva chiesto 11 anni e 4 mesi, ma resta una condanna esemplare. L'ex paladino dell'antimafia, che non era presente alla lettura della sentenza, è stato comunque ritenuto responsabile di associazione a delinquere. È invece caduta l'ipotesi di corruzione che ha portato all'assoluzione dell'ex comandante provinciale della Guardia di Finanza Nissena Gianfranco Ardizzone. Per Montante è caduta anche l'accusa di violenza privata nei confronti di Alfonso Cicero, uno dei suoi principali testi d'accusa. La Corte d'Appello di Caltanissetta, presieduta da Andreina Occhipinti, Alatere Giovan Battista Tona e Alessandra Giunta, ha condannato anche i componenti del cerchio magico. 5 anni per Diego Di Simone, l'ex ispettore della squadra mobile di Palermo, diventato il capo della security di Confindustria. In primo grado aveva avuto 6 anni e 4 mesi, era il più fedele scudiero di Montante per gli affari sporchi, dagli accessi abusivi nella banca dati delle forze dell'ordine per costruire dossier, alle attività di controllo dei magistrati, della procura e dell'allora dirigente della squadra mobile Nissena Marzia Giustolisi,
che conduceva l'indagine. Un'altra condanna è quella che va a Marco De Angelis, sostituto commissario della questura di Palermo, 3 anni e 3 mesi. In primo grado ne aveva avuti 4. Anche lui avrebbe avuto un ruolo determinante nell'attività di spionaggio. Dopo l'arresto ha fatto alcune ammissioni, ma per la procura di Caltanissetta non ha detto tutto quello che sa. Assolta invece il questore Andrea Grassi, che in primo grado aveva avuto 1 anno e 4 mesi, ex funzionario del servizio centrale operativo della polizia, era stato ritenuto responsabile di una fuga di notizie, ma già il GUP l'aveva assolto dall'accusa più pesante, non faceva parte della catena delle talpe di Montante. Ora arriva una soluzione piena, grande soddisfazione, dicono i suoi legali, gli avvocati Cesare Placanica e Walter Tesauro. Già la sentenza di primo grado aveva sancito l'estraneità di Grassi a ogni rapporto opaco nell'ambito del sistema Montante. Oggi, con la completa soluzione, a Grassi è stato ridato anche l'orgoglio di dichiararsi, come fatto dalle prime battute delle indagini, un uomo dello Stato. A parlare però è anche il legale di Ardizzone. Sono molto soddisfatto, dice Giuseppe D'Acqui. Il generale è stato assolto dal reato associativo e dall'altro capo relativo a un'ipotesi di corruzione. Annunciano ricorso in Cassazione invece i legali di Montante, Carlo Taormina e Giuseppe Panepinto. Non riteniamo che questa sentenza soddisfi l'obiettività delle cose, dicono. Rilancia invece l'avvocato Annalisa Petitto, legale di parte civile di Alfonso Cicero. Questa sentenza d'appello conferma l'impianto accusatorio della procura di Caltanissetta, commenta e sancisce l'esistenza di un pericoloso sistema criminale al cui vertice c'era per l'appunto Montante. Alcune ipotesi di corruzione, seppure ridimensionate, non sono rispondenti a quelle che sono le nostre ricostruzioni. Così ancora il legale di Montante Taormina. Montante, lo ricordiamo, era accusato di associazione a delinquere finalizzata alla corruzione, accesso abusivo al sistema informatico e violenza privata, accusa quest'ultima caduta. Mentre è retto, a dispetto di quanto auspicavano i legali, la contestazione di associazione a delinquere, secondo la tesi dell'accusa Montante, servendosi degli accessi abusivi al sistema informatico, riuscendo ad ottenere mediante sistematiche azioni di corruzione notizie segrete su indagini o sul contenuto della banca dati della polizia, non gestiva potere, ma lo creava ed utilizzava il potere conquistato negli enti pubblici e privati, quale bacino per collocare i clientes come moneta di pagamento per i favori illeciti che questi gli rendevano. Secondo gli inquirenti, Montante sarebbe stato la testa di una sorta di governo parallelo in Sicilia e avrebbe diretto la vita politica e amministrativa dell'isola, piazzando suoi uomini in posti strategici. A Sant'Agata Militello è morta a 111 anni la donna più longeva della Sicilia. Vedova, abitava con la figlia, un'equipe dell'Università di Palermo aveva studiato le sue abitudini per capire i segreti dei centenari. C'è il servizio. Si è spenta a 111 anni e mezzo la signora Giuseppina Comandè, la nonnina ultracentenaria che da anni viveva a Sant'Agata Militello. Era la donna più longeva della Sicilia e tra le più anziane d'Italia. Anno dopo anno vi abbiamo raccontato i suoi compleanni sin dalla grande festa organizzata nel 2010 a Tusa, suo paese d'origine. In quell'occasione abbiamo visto nonna Giuseppina ballare con diversi familiari e invitati. I successivi compleanni sono stati festeggiati a Sant'Agata Militello, dove è stata accudita con tanto amore dalla figlia Maria Rosa Lombardo. È stata proprio lei a comunicare la triste notizia. Nel dicembre scorso, per i suoi 111 anni, la festa si è svolta in tono minore a causa dell'emergenza sanitaria, ma non è mancata la speciale torta. I funerali saranno celebrati domenica 10 luglio alle ore 16:30 nella chiesa madre di Sant'Agata Militello. Monsignor Gualtiero Isacchi è il nuovo arcivescovo di Monreale. C'è il servizio. Quando il nunzio mi ha chiamato per comunicarmi questa decisione del Santo Padre, sono rimasto molto sorpreso perché conoscevo la bellezza di Monreale, la bellezza del Duomo in modo particolare e non conoscevo e non conosco, adesso inizio già a conoscere qualcuno, la realtà ecclesiale, la realtà sociale, la realtà civile, quindi sono rimasto molto sorpreso proprio per questo, perché per me è una realtà completamente nuova. Sono già stato in Sicilia
una volta con i seminaristi, con il seminario di Albano, quando ero rettore del seminario, con il vescovo Monsignor Semeraro, e avevamo visitato anche Monreale, e poi in particolare conosco tanti siciliani. Ma no, diciamo che la grandezza non mi preoccupa, anche perché io vengo dalla diocesi di Albano, che è la diocesi più grande del Lazio dopo Roma. Ciò che mi preoccupa, se vogliamo, comunque l'attenzione che ho, è quella di dover conoscere questa realtà, perché immagino, così mi si dice, che nelle 3 zone pastorali, la zona del mare, la zona collinare, la zona montana, c'è anche molta differenza. Quindi dire una diocesi grande significa dire anche una molteplicità di sensibilità, di espressioni religiose, e quindi ecco, un'attenzione particolare l'avrei proprio per conoscere tutta questa diversità, che è una ricchezza. Chiaramente è l'ascolto che ci insegna il Sinodo, è quell'ascolto al quale ci richiama continuamente anche Papa Francesco. La mia idea è partire proprio dalla conoscenza dei sacerdoti, delle comunità parrocchiali, quindi mettermi in ascolto di coloro che sono i primi collaboratori di un vescovo, e attraverso di loro cercare di definire così una chiave ermeneutica che mi permetta poi di interpretare tutto il territorio della diocesi. Io sono molto così legato al crocifisso, al significato del crocifisso, e quindi sono contento che ci sia questa festa. Per quello che riguarda la festa specifica del Santissimo Crocifisso qui a Monreale, la devo ancora conoscere, ecco, attraverso i sacerdoti, attraverso i più stretti collaboratori cercherò poi di conoscere meglio questa espressione. Sono cresciuto in un oratorio, i primi incarichi sono stati quelli dell'oratorio e della pastorale giovanile. Io credo che sia un po' una questione di prospettiva, così come lo è questo sinodo. Direi che l'ultima nostra preoccupazione dovrebbe essere quella di avvicinare i giovani alla Chiesa, e dovremmo piuttosto annunciare il Vangelo ai giovani. Cioè riportare ai giovani ragioni di vita e di speranza, perché questo è il Vangelo per noi, e non tanto avvicinarli semplicemente a cose da fare, celebrazioni, catechesi, incontri, ma piuttosto noi come Chiesa convertirci e ritornare a quell'originale evangelizzazione, cioè annunciare noi ragioni di vita e di speranza al mondo giovanile. Allora, a me pare che l'emergenza della pandemia abbia fatto emergere, questo è il significato del termine, emergenza è ciò che fa emergere alcune carenze, alcune povertà. Quindi direi che questo tempo di pandemia da un lato certo ci ha spaventati, ci ha impoveriti, ha forse anche interrotto alcune relazioni tra le persone, ma dall'altra parte ci ha permesso di vedere alcune nostre carenze. Ciò di cui ci fidavamo in realtà non era così affidabile come pensavamo, ciò che pensavamo di possedere in realtà non lo avevamo, anche perché la nostra fede in alcuni passaggi è vacillata. Quindi mi pare che questo tempo di post-pandemia sia un tempo opportuno, una occasione, noi diremmo un kairos, cioè un tempo buono per ricominciare e tornare all'essenziale, ripartire da lì. Nel senso che diciamo che alcune nostre convinzioni potevano essere per esempio gli appuntamenti delle feste religiose, parlo dal punto di vista ecclesiale, poteva essere la partecipazione alla Santa Messa, ma tante volte queste nostre attività, per quanto sacre e nobili siano, rischiano di svuotarsi di significato e rimangono semplicemente delle manifestazioni esterne. Tornare all'essenziale significa ritornare alle ragioni, ritornare a quell'incontro, a quel fascino che sta all'origine della scelta di fede di ciascuno di noi, che ci ha permesso poi di iniziare un cammino e quindi di riempire di significati nuovi una celebrazione eucaristica, una festa patronale, riempire di significati nuovi anche il senso di appartenenza alla Chiesa di ciascuno di noi. Ecco, l'essenziale è proprio questo, è il punto di origine dal quale tutto nasce e dal quale è possibile anche ridire in modo nuovo quella fede e quell'amore. Con questo è tutto, termina qui l'edizione del telegiornale. Grazie per la gentile attenzione, per essere stati con noi e buon weekend, a presto.